In Veneto per fermare il declino. Parte da Treviso la campagna elettorale di Oscar Giannino, una terra che fin dall'inizio ha dato grande sostegno al nuovo movimento. Il manifesto in 12 punti di fermare il declino, il grido meno tasse e tagli alla spesa pubblica ha subito coinvolto imprenditori, docenti, professionisti. I sondaggi danno ora a fermare il declino a un 1%. I sondaggi online ci sovrastimano invece molto più alti. Bisogna vedere la linea mediana. Il nostro problema è di farci conoscere ancora ai 2/3 degli italiani che non hanno presente chi siamo. Ma Oscar Giannino, a 40 giorni dalle elezioni, comincia la sua rincorsa agli elettori e punta al raddoppio. Se ci riusciamo a raddoppiarla in questi 40 giorni di qui alle elezioni, quelli che ci conoscono, saremo in Parlamento. Ecco, questa è la vera sfida per noi. E dopo la campagna politica, fare per fermare il declino punta anche sulla scommessa amministrative. Noi saremo comunque in campo perché il Veneto e il Nord-Est sono uno dei punti forti della nostra presenza e della nostra crescita per il futuro. Il nostro tragitto dopo le elezioni politiche è quello di insediarci e radicarci con i nostri programmi a ogni singola elezione locale. Il movimento, che non si definisce né di destra né di sinistra, cerca di mettere un piede anche a Casugana. Io non so se davvero Treviso dovrà aspettarsi la rielezione di un vecchio sindaco leghista, mi auguro di no, quando dico di un vecchio significo di quello che è stato per tanto tempo il sindaco leghista. Sicuramente ci saremo e sarà per noi molto interessante perché Treviso è una delle parti del Veneto che ci ha dedicato maggiore attenzione e calore fin dall'inizio, quindi siamo abbastanza speranzosi da questo punto di vista.